L'inchiesta Fondineri, Luca Zaia annuncia un'ispezione nella società Veneto Strade e dice stop ai doppi incarichi di Silvano Vernizzi. Guardone nel centro commerciale Panorama di Mestre, pizzicato mentre riprendeva il fondoschiena di una cassiera con una telecamera. Gli studenti del linguistico salgono in cattedra a Mestre per insegnare tedesco e inglese agli anziani dell'Università del Tempo Libero. Benvenuti a questa edizione del notiziario di Televenezia. Il terremoto che ha travolto i vertici della Mantovani crea le prime crepe nella regione Veneto. Luca Zaia ha annunciato una riorganizzazione degli incarichi tra i dirigenti e da oggi inizia ad operare un nucleo ispettivo che dovrà fare chiarezza nell'arco di 10 giorni sulle fatture false emesse da Veneto Acque e da Veneto Strade. Stop ai doppi incarichi. I dirigenti della Regione Veneto avranno un solo ufficio. Lo ha annunciato oggi il governatore Luca Zaia parlando dell'inchiesta Fondineri della Mantovani, in cui sono coinvolte 2 controllate della Regione Veneto, Veneto Acque e Veneto Strade, e annunciando anche l'istituzione di un nucleo investigativo sulle società della Regione. Il futuro nella nuova riorganizzazione, cioè noi stiamo facendo una nuova riorganizzazione, è quella di non avere più doppi incarichi, punto. Rispetto a questa vicenda aspetto di vedere le carte. Zaia ha dichiarato che la riorganizzazione era in programma da tempo, ma che ha preferito attendere la chiusura della campagna elettorale. L'eliminazione dei doppi incarichi comunque investirà in particolare Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade, commissario per la Pedemontana e segretario regionale per le infrastrutture, chiacchierato da tempo per il conflitto di interessi rappresentato dai suoi molteplici incarichi. E in questi giorni anche nel mirino della procura per la vicenda giudiziaria che ha portato in carcere Pier Giorgio Baita, presidente della Mantovani. I finanzieri hanno trovato presso la BMC Broker di San Marino, la società cartiera che ha emesso fatture false per creare i fondi neri della Mantovani, anche fatture emesse nei confronti di Veneto Strade per un valore di 2 milioni di euro. E ora Luca Zaia ha chiesto il rendiconto di quelle fatture. Il nucleo ispettivo dico, adesso mi dite perché l'avete fatto, cosa avete fatto e con che modalità lo avete fatto. Cioè, mi sembra che vuol dire hai fatto gara o non l'hai fatta, dammi la distinta dei pagamenti e i servizi che abbiamo pagato e dimmi perché hai deciso di fare così. Ma però, siccome stiamo parlando, vi ricordo signori, di persone, e le persone hanno comunque il diritto al rispetto umano, chiunque sia la persona, e allora di fronte a questo io devo avere le carte messe in fila. L'ispezione di Zaia potrebbe non essere l'unica. Domani il governatore andrà a presentare il bilancio in Consiglio regionale e PD e Italia dei Valori hanno già chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta del Consiglio. E ora la cronaca, autobus distrutto dalle fiamme, ma per fortuna nessun ferito questa mattina a Chirignago verso le 5:40. L'incendio è scoppiato lungo via Miranese all'incirca di fronte a Ghegin. Il mezzo di quelli snodati della CTV stava viaggiando in direzione Mirano dopo essere partito da Piazzale Roma alle 5:15, quando il conducente, subito dopo la fermata di Ghegin, ha visto delle scintille, fermato il mezzo, ha fatto scendere le 3 persone che erano a bordo e con un estintore ha cercato di spegnere le fiamme divampate intorno alla ruota senza però riuscirvi. I vigili del fuoco, arrivati in una decina di minuti, hanno trovato l'autobus purtroppo già divorato dalle fiamme. A causa dell'incendio la circolazione lungo la via Miranese è andata in tilt. Saranno le perizie di ACTV a spiegare le cause dell'incendio, molto probabilmente provocato dallo scoppio del pneumatico. E c'è chi al supermercato non ci va soltanto per fare la spesa. Continuiamo con la cronaca. Sentite cos'è accaduto nei giorni scorsi nel centro commerciale Panorama. È stato sorpreso con la telecamera a riprendere il fondoschiena della cassiera che ignara gli stava davanti. Una scena che potrebbe essere stata rubata da un film di Tinto Brass, ma che invece si è materializzata davanti agli occhi increduli della guardia privata del centro commerciale Panorama nei giorni scorsi. Era quasi l'ora di chiusura. Alcuni addetti del supermercato e una guardia giurata si trovavano nell'area delle casse automatiche per sistemare la cassa che sembrava aver avuto un piccolo guasto, quando il vigilante della sicurezza privata
della società di controllo PSS si è accorto di un uomo sui 35 anni che li stava fissando con insistenza da alcuni minuti. Insospettito da quell'atteggiamento, la guardia giurata lo ha controllato con maggiore attenzione e si è accorto che l'uomo nascondeva nella mano una piccola telecamera accesa con la quale stava facendo delle riprese. Non è il primo caso del genere che viene scoperto nel veneziano. Alcuni anni fa i carabinieri del nucleo natanti di Venezia scoprirono un padovano che usava venire in trasferta a Venezia durante l'alta stagione in estate e, approfittando della ressa lungo le calli di turiste, con una telecamera nascosta in una valigia si avvicinava alle donne ignare, riprendeva le loro parti intime sotto le gonne e nelle cassette i militari trovarono una ricca rassegna di fondoschiena, spesso senza slip. E ancora un'altra notizia di cronaca: ha tentato di rapire un bambino di 3 anni massacrando la madre di botte perché aveva mandato a monte il sequestro. Un blitz dei carabinieri di Pianiga ha consentito l'arresto ieri mattina alle 11 di Luca Carlin di 44 anni che dopo la condanna di 5 anni e mezzo si era dato latitante. I carabinieri di Dolo dopo una serie di appostamenti hanno individuato il covo e lo hanno catturato. E ora cambiamo argomento e parliamo della croceristica veneziana. Nonostante le proteste del Comitato No Grandi Navi, sta andando a gonfie vele e annuncia per il 2013 altre 4 navi che si sommeranno alle 85 che fanno già scalo alla Marittima. Croceristica a Venezia è in crescita. Il settore è uscito dal 2012 con buoni risultati nonostante la crisi e per il 2013 gli operatori turistici prevedono una crescita del 2,5%. Infatti, alle 85 navi che alimentano ogni anno il traffico croceristico se ne aggiungeranno altre 4. La Disney Cruise Line, Paul Gauguin Cruises, la Premier Cruises e la Thomson Cruises. Insomma, nonostante sul terminal passeggeri soffi il vento ostile del Comitato No Grandi Navi, la Venezia Terminal Passeggeri non si scoraggia e punta a dare nuovi impulsi all'occupazione e all'economia turistica. Dal 14 marzo i vertici della società parteciperanno al Sea Trade di Miami, la convention mondiale per il comparto croceristico, per presentare le ultime novità. Annunceranno l'aumento del traffico e una riorganizzazione delle banchine. Inoltre, nel 2013 partiranno i lavori di ristrutturazione del fabbricato 109-110, ossia del vecchio deposito di cotone, che diventerà una nuova stazione passeggeri autonoma sulla banchina Tagliamento. Complessivamente la superficie coperta a disposizione dei croceristi salirà a 70.000 metri quadrati e diventerà sempre più un modello che altri porti stanno già prendendo ad esempio, come Istanbul. La città turca infatti ha chiesto collaborazione a Venezia Terminal Passeggeri per la progettazione di una nuova stazione croceristica. E andiamo a Mestre, dove i centri commerciali si preparano ad affrontare i giorni delle festività pasquali e il centro Auchan annuncia l'apertura a Pasquetta. L'Auchan tiene aperto nel giorno di Pasquetta. La direzione ha deciso di rispettare la normativa sulle liberalizzazioni delle aperture festive. Delusioni per le associazioni sindacali. Speravano infatti che, come accaduto nei giorni delle festività natalizie, sarebbe stata concessa una tregua per Pasqua alle commesse. Niente picnic e riposo pasquale dunque per i lavoratori dell'Auchan di via Don Tosatto, che continuano a fare i conti con l'ostica questione della liberalizzazione degli orari e le aperture nei giorni festivi. La galleria commerciale aveva inizialmente tranquillizzato i dipendenti dei piccoli negozi, assicurando il dovuto riposo nei giorni delle festività pasquali, ma proprio all'ultimo, infatti una decisione di questi giorni, è arrivato il contrordine. Negozi tutti aperti per una Pasquetta all'insegna dello shopping. Tra la crisi del commercio al dettaglio, che ha colpito pesantemente anche i centri commerciali, e il calo delle vendite, si cercano sempre nuove strategie di vendita, aumentando le aperture domenicali e festive, ma a farne le spese sono i numerosi dipendenti, tra commessi e cassieri, che rinunciano sempre più spesso al loro meritato riposo. E ancora da Mestre un avvertimento per gli automobilisti che si muovono lungo via Terraglio. Ci sono già telecamere accese lungo via Terraglio all'incrocio con via Pennello e a Marghera lungo via Trieste all'incrocio con via del Bosco. Sono già accese, dicevo, da 3 settimane e le prove tecniche si stanno concludendo. Ancora pochi giorni e si parte, nel senso che i filmati fino ad oggi usati per la verifica della qualità delle riprese e il posizionamento della telecamera che registra le immagini potranno essere usati dai vigili urbani di Mestre per staccare le contravvenzioni che poi saranno spedite a casa dell'automobilista beccato in flagranza a superare a semaforo rosso la linea bianca dello stop.
Quindi ricordatevi di queste telecamere che entreranno in funzione molto presto proprio per evitare quella serie di multe che vengono staccate quasi sempre quando si sperimentano queste telecamere all'insaputa o quasi dei mestrini. E ora guardate le immagini di questa coloratissima mongolfiera apparsa oggi nel cuore di Mestre. Questa mattina un'enorme mongolfiera ha invaso piazzale Santa Barbara di Mestre, proprio a pochi passi da via Milanese. L'immenso pallone multicolore che ha attirato la curiosità di passanti e residenti altro non era che la suggestiva conclusione dello spettacolo teatrale messo in scena al vicino centro civico Daniele Manin. Alice è il compleanno che non c'è, questo è il titolo dello spettacolo, nasce da un'idea dell'attore e in questo caso regista Mirko Artuso, che ha trasformato in attori un gruppo di diversamente abili delle cooperative sociali di Anfas Mestre, Rosa Blu e Velox, con l'appoggio dell'associazione padovana Bel Teatro. L'evento di oggi è stato organizzato in conclusione dei laboratori teatrali che Mirko Artuso e Bruno Lovadina hanno tenuto negli scorsi mesi agli utenti delle 3 cooperative. Un percorso formativo e di crescita che ha permesso ai partecipanti di andare oltre la comunicazione verbale per inoltrarsi nella riscoperta del potere del linguaggio e dell'espressione corporea. Uno spettacolo interattivo, quello messo in scena questa mattina, in cui attori diversamente abili, operatori e pubblico si sono fusi per vivere un'esperienza di conoscenza e divertimento. Un percorso a tappe nella casa di Alice, scomparsa proprio nel giorno del suo compleanno e da tutti cercata. E quale finale migliore se non concludere la ricerca nella pancia di una mongolfiera? Il grosso pallone ondeggiante ha ospitato i numerosi spettatori, oltre a scolaresche incuriosite e residenti accorsi nel piazzale, per una conclusione del tutto a sorpresa. E ancora da Mestre, studenti in cattedra. Gli studenti di un liceo linguistico sono stati ingaggiati dall'Università del Tempo Libero per insegnare inglese e tedesco agli anziani. Jeden Abend, perché Abend è la sera, quindi der Abend, e resto l'accusativo. Ore 15:30, lezione di tedesco, teenagers in cattedra e nonni sui banchi. Tra le materie impartite all'Università del Tempo Libero di Mestre ci sono anche le lingue straniere, gettonatissime sempre e adesso ancora di più, con l'arrivo dei nuovi insegnanti Fabio, Giorgia e Silvia. La mattina studenti al Liceo Linguistico Santa Caterina da Siena e il pomeriggio valenti germanisti in grado di tener testa a un'intera classe di adulti. All'inizio di questa esperienza ero abbastanza incerta perché il mio carattere è timido, quindi il fatto di dovermi presentare davanti a una classe di estranei era preoccupante. Invece, soprattutto grazie al supporto di Silvia e di Fabio, ho trovato il coraggio di parlare, di spiegare alcuni argomenti e quindi anche di creare un rapporto quasi affettivo con queste persone. L'armonia in classe, ci aiutiamo a vicenda, se uno è un po' incerto, l'altro è sempre pronto a sostenerlo. È una piccola famiglia, diciamo, tra insegnanti, alunni che cercano di insegnare qualcosa agli adulti. Anch'io all'inizio ho un po' paura perché normalmente io tendo ad essere timido e non parlare molto, però quando sono insieme a qualcun altro che magari è nella mia stessa situazione, cioè faccio un passo avanti e mi dà una mano, e poi anche un'occasione utile per poter utilizzare quello che stiamo imparando adesso a scuola, che insegnare almeno a me aiuta ad approfondire le mie conoscenze della lingua. L'insegnamento dei ragazzi all'Università del Tempo Libero nasce da una necessità contingente, ma fin da subito si è rivelata una scelta azzeccata da ambo le parti. Io quest'anno ho avuto la mancanza di 2 insegnanti, l'insegnante di tedesco e l'insegnante di inglese, e da lì è nata anche l'idea generale di contattare il liceo linguistico Santa Caterina da Siena. Perché ho pensato a questo liceo? Perché credo che sia il liceo in città che ha una maggiore conoscenza e competenza nelle lingue straniere. Inoltre godono della presenza di un lettore, tutte le lingue hanno un lettore, quindi penso che i ragazzi abbiano la possibilità anche di effettuare
un uso della lingua, un uso reale della lingua. Questa proposta ci è sembrata una proposta molto interessante, perché una delle problematiche che noi abbiamo da risolvere è dove fare uno stage ai nostri studenti che sia in armonia con il loro corso di studi, con la loro preparazione, anche con il loro modo di interagire con il mondo del lavoro. E abbiamo già avuto altre esperienze, ma questa ci sembrava molto qualificante perché valorizzava proprio l'oggetto del loro studio e quindi la lingua straniera. Inoltre ci sembrava un'occasione per dare loro un luogo privilegiato dove svolgere la loro attività di alternanza scuola-lavoro. Spiegare ad altri quello che si è appena imparato aiuta a chiarirsi le idee e poi salire in cattedra fa capire quanto sia difficile insegnare. Ho capito che la pazienza è fondamentale per poter spiegare, poter anche far capire ai nostri alunni, tra virgolette, ciò che vogliamo insegnare. E soprattutto cosa prova l'insegnante quando la classe fa confusione e cerca di spiegare un concetto a una persona che non ha capito, mentre le altre persone si sentono sicure. Oppure anche frustrazione quando tutti non capiscono quello che è stato detto, però bisogna farsi coraggio, spiegare in un altro modo e finché non si capisce o si trova un modo che faccia capire, bisogna provare. Quindi tanta pazienza. E bisogna anche fare i conti con chi, malgrado l'età, è ancora un po' discolo. Ci sono caratteri diversi, c'è chi tende a non parlare, quindi bisogna spronarlo, come fanno anche con noi in scuola. E c'è chi invece sempre che parla e bisogna anche un po' frenarlo. Quando però arrivano le domande e si sa rispondere, la soddisfazione è al massimo. Il fatto che loro facciano domande e noi siamo in grado di rispondere ci fa sentire wow, lo sappiamo anche noi, è bello. Questa dell'Università del Tempo Libero è insomma un'esperienza che mette insieme molteplici aspetti, dalla verifica del proprio sapere alla comunicazione fra diverse generazioni fino alla solidarietà. Quando andiamo a casa, per me, devo subito raccontare a mia mamma quello che quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo insegnato, oppure cosa ci hanno detto le persone a fine lezione, se erano contente, se è stata un'ora piacevole. E il fatto di poter raccontare quasi sempre esperienze positive ti fa sentire capace e felice di aver speso un'ora e mezza ad insegnare una lingua. Beh, per me è una forma anche di volontariato, perché comunque sì, vedo che mettermi in gioco e comunque mettermi a disposizione di persone che magari vogliono migliorare il loro livello linguistico è sempre produttivo, quindi sì, ritengo una cosa positiva e anche sì, mi dà molta motivazione. E comunque è anche utile vedere i sacrifici che comunque noi facciamo nello studiare la lingua. In questo modo sono stati validi e sono stati utili. Oltre al tedesco per principianti e intermedio, i ragazzi insegnano anche inglese, uno staff in tutto di circa 15 provetti insegnanti che accompagna gli alunni al piacere di nuove scoperte. Qualcuno sa come si dice gemelli? Twins. No. Twins. Twins. Esatto. Come no? Per me è un'esperienza molto positiva perché non solo mi dà l'opportunità di entrare un po' nel mondo anche un po' del lavoro, perché comunque insegnare sarà un lavoro, non so per me, ma e poi mi dà molta sicurezza perché lavorare con persone anche più grandi di me mi aiuta non solo a chiarire bene dei concetti che devo saper esprimere in modo chiaro, ma anche avere sicurezza in me stessa. Questi corsi, che sono ospitati nella sede di Via Poerio a Mestre, dimostrano che l'invecchiamento attivo non è una formula vuota, l'amore per la conoscenza è davvero senza età.
Quest'anno è stato proclamato dall'Europa l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. Ma non c'è dubbio che il nostro sia un invecchiamento attivo. Basta vedere che nei nostri corsi ci sono delle persone di età avanzata, addirittura nel corso di tedesco abbiamo una signora di 86 anni che si sta mettendo in gioco anche con i corsi di informatica. E a riprova di quanto sia sincera la voglia di imparare, sentite cosa chiedono ai prof questi alunni dai capelli grigi. Più compiti per casa. E quindi penso che dovrete darci più compiti per casa. E ora notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Mentre si attende l'applicazione delle nuove tariffe autostradali, i residenti di Vetrego non ne possono più degli ingorghi creati da chi esce e rientra per risparmiare e minacciano di bloccare la rotonda di immissione al casello a partire da lunedì. Il tagliamento patrimonio dell'UNESCO prosegue l'iter per il riconoscimento quale patrimonio dell'umanità di quello che è considerato il più bel fiume alpino d'Europa. 180 km di rara bellezza naturalistica che interessano Veneto e Friuli. Successo del Banco Farmaceutico di Treviso che nella sua 13ª edizione ha permesso di raccogliere ben 3.117 confezioni di medicinali di automedicazione. Treviso si piazza così al terzo posto, dopo Verona e Padova, nella classifica veneta. Poche prenotazioni e costi alti, chiude Villa Condulmer a Zerman di Mogliano. L'ultima gestione del lussuoso hotel a 5 stelle era iniziata nel 2009, ma la crisi ha avuto la meglio. Tra gli ospiti della villa settecentesca anche Giuseppe Verdi dopo la prima di Traviata a Venezia nel 1853. Le ronde contro lo sterminio delle nutrie sono iniziate. È l'annuncio dei militanti dell'associazione 100% Animalisti che nottetempo hanno reso inoffensive alcune gabbie trappola per la cattura delle nutrie in località Vigonza e Ponte di Brenta. I produttori esultano per l'approvazione della legge Mongello-Scarpa, la cosiddetta salva olio made in Italy. Ne beneficerà anche l'olio padovano coltivato ad Arquà, ma anche a Baone e a Cinto. 150.000 piante che producono 250.000 litri d'olio l'anno. E siamo in collegamento telefonico con Tiziano Graziottin, caporedattore del Gazzettino, per sapere cosa bolle in pentola e quali notizie troveremo domani sul quotidiano. In particolare, Tiziano, su quale notizie state lavorando? Ma direi che torniamo su un argomento che ha sempre destato molto interesse a Venezia, ma anche direi in Veneto e fuori del Veneto, ovvero la torre di Pierre Cardin, il famoso Palais Lumière, che dovrebbe essere realizzato in un'area di Marghera sulla gronda lagunare. Progetto che era stato accantonato in gennaio, i primi di gennaio. Il sindaco Orsoni aveva detto che era un progetto che forse era meglio lasciar perdere. Ma però insomma credo che faccia parte un po' di un gioco delle parti. Comunque quel che è importante è che oggi è stato ufficializzato un accordo che la Maison di Pierre Cardin ha firmato con il marchio del vetro artistico di Murano, perché in sostanza tutti i vetri che andrebbero in questa struttura mastodontica sarebbero realizzati per l'appunto a Murano, e si parla di una commessa stimata intorno ai 20-25 milioni di euro, quindi qualcosa di assolutamente importante per la famosa isola del vetro. Accanto a questa ufficializzazione si è parlato molto anche del futuro di questa torre e ci sono stati dei particolari interessanti. Direi non male per l'isola di Murano, che sta vivendo da un paio d'anni ormai un'agonia che sembra irreversibile, e forse questo potrebbe essere un po' la chiave di volta per far tornare ai vecchi fasti la produzione muranese, no?
Beh certo, assolutamente, una commessa da 25 milioni di euro insomma è in grado di dare chiaramente fiato all'isola. Bisogna vedere se questa benedetta torre si farà veramente dopo tante chiacchiere, tante polemiche, ma oggi nella conferenza stampa il nipote di Pierre Cardin, Rodrigo, si è detto ottimista relativamente alla chiusura dell'accordo e a una tempistica per la realizzazione di questa struttura, perché il comune avrebbe pronte le nuove risposte ai quesiti di tipo ambientale che erano legate a questa torre, e quindi questo sarebbe uno scoglio superato, e poi potrebbe andare, sempre a dire dello staff di Cardin, si potrebbe poi andare verso un accordo definitivo col comune di Venezia. Insomma, molta carne al fuoco, e tutto questo i nostri lettori troveranno domani sul Gazzettino. Bene, quindi se saranno rose fioriranno, anzi se saranno fiori, dato che il palazzo rappresenta un po' un mazzo di fiori, se saranno fiori fioriranno. Grazie Tiziano per questo collegamento, ci sentiremo nei prossimi giorni e noi continuiamo con il nostro notiziario, le previsioni del tempo. Maltempo in arrivo e in azione probabilmente fino al weekend. Mercoledì 6 marzo, cielo coperto con piogge specie nella seconda parte della giornata, minime in sensibile aumento, massime in lieve flessione, venti a tratti sostenuti sulla costa, mare da mosso a molto mosso. Giovedì 7 marzo, cielo molto nuvoloso o coperto con alta possibilità di piogge, in progressivo diradamento, temperature in leggero rialzo, mare da molto mosso a mosso. Venerdì 8 marzo, nuvoloso o coperto con visibilità ridotta nelle ore più fredde, piogge di modesta entità, temperature stabili. Sabato 9 marzo, cielo molto nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni, soprattutto dal pomeriggio sera, valori termici stazionari, compresi fra i 10 e i 14 gradi. La marea di mercoledì 6 marzo è sostenuta, la massima alle 20:15 90 cm, la minima alle 13:10 10 cm. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento, buona serata.